5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Meno lavori sulla rete autostradale della Liguria in vista delle festività natalizie. Dal 19 dicembre fino all'Epifania saranno rimossi i cantieri più impattanti. Arriva la nuova misura Rigenerazioni che punta a favorire l'inserimento lavorativo nei territori più periferici. Il bando, aperto dal 15 gennaio al 17 marzo 2026, è rivolto a persone disoccupate, maggiorenni e residenti o domiciliate in Liguria. La misura ha un valore totale di 4 milioni di euro. È stata firmata la convenzione che consente di avviare il progetto della nuova strada sulla sponda destra del fiume Roia a Ventimiglia. L'infrastruttura permetterà di unire il miglioramento della mobilità urbana con la messa in sicurezza idrogeologica dell'area. La Liguria ha ricevuto a Bruxelles la bandiera d'oro come miglior regione europea dello sport 2025, un riconoscimento assegnato dall'associazione internazionale ACES per essersi distinta per la qualità e l'efficacia delle azioni a sostegno dell'attività sportiva, con un investimento di 11 milioni. Via libera al progetto di utilizzazione delle aree demaniali marittime del comune di Sarzana. Ora tutti i 61 comuni costieri liguri sono dotati di questo piano che, oltre a definire gli usi del litorale, permette ai comuni di accedere ai fondi destinati alle spiagge per ripascimenti, pulizia e accessibilità. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.